Annata vitivinicola 2014. I dati consuntivi, suddivisi per tipologia di uva dell'ultima vendemmia, sono stati occasione per fare il punto sull'andamento dei mercati internazionali, in un momento in cui, nonostante la crisi economica, il vino continua a tirare, in particolare per quanto riguarda le esportazioni. Abbiamo visto che sostanzialmente il trend è sempre in crescita. Basti pensare che dal 2004 al 2013 c'è stato un aumento del valore esportato di circa il 90% e della quantità di circa il 50%. L'appuntamento di Lonigo, promosso da Veneto Agricoltura d'intesa con Regione Veneto e Avepa, è servito ad analizzare nel dettaglio la vendemmia 2014. La crisi si fa sentire anche in questo settore e gli ultimi dati che sono disponibili a livello nazionale e relativi ai primi 9 mesi del 2014 segnano ancora un incremento, però con un forte rallentamento rispetto agli anni precedenti. Infatti siamo intorno al più 1%, quando negli anni precedenti al 2014 si segnava in alcuni momenti anche un più 7, un più 8%. Il dato di partenza rimane quello quantitativo. La produzione lo scorso anno è stata infatti in forte calo rispetto alla vendemmia 2013, con un meno 11,3 causato, come si ricorderà, dalle eccessive precipitazioni che avevano caratterizzato la scorsa estate. Un'annata difficile 2014 per problemi climatici che hanno condizionato moltissimo la produzione. Quindi però il sistema è molto solido, per cui sa affrontare anche annate di questo tipo. Questo però dà indicazione sul fatto che la parte climatica è un elemento importante anche da tenere presente nei prossimi anni, anche attraverso programmi di previsione, ed è quello che stiamo facendo con l'Università di Padova e tutta l'Università del Veneto e Veneto Agricoltura.